Il diaconato è un ordine sacro che vale per se stesso, fa partecipare al mistero di Cristo. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante, nella festa della Santissima Trinità e nella memoria liturgica del titolare, durante la quale ha conferito il ministero del diaconato a Giovanni Ranieri, sposo di Paola, padre di 2 figli. Monsignor Tanasini ha ricordato che il significato del diaconato è il servizio, perché Cristo si è posto come servitore. Servizio all'altare, servizio dunque ai ministri degli altri ordini, al vescovo prima di tutto, agli altri presbiteri, ma servizio alla comunità, servizio della parola, servizio ai poveri, servizio pratico anche. Una consapevolezza che in Giovanni è molto chiara in lui e nella sua famiglia. Penso che nel servizio quotidiano del lavoro come infermiere nell'ospedale di continuare la mia opera di operatore sanitario come cristiano e nella comunità in cui presto servizio, ma anche nelle opere quotidiane di vita pastorale all'interno dell'ambito di Sestri. Ti senti supportato, sostenuto dalla comunità in cui ti trovi? Oggi è la festa patronale di Sant'Antonio, ma tante persone erano presenti a questo momento di comunità. Certamente, è una comunità che mi ha accompagnato fin dall'inizio, ha accettato ben volentieri di sostenermi in questi anni di cammino nel diaconato e ancora oggi con la loro presenza e con voler festeggiare nella festa patronale questa ordinazione dimostra la grande famiglia che è questa parrocchia. Inizia un cammino nuovo che in realtà è una nuova tappa di un cammino iniziato fin da quando con Giovanni ci siamo conosciuti, di amicizia con Gesù, di amicizia nostra, personale, di coppia e coi nostri figli. E diventa anche un modo per aprirci non soltanto all'interno della nostra famiglia ma all'interno della Chiesa e del mondo dove siamo chiamati ad operare.